storia di una rapina di poco più di 100 anni fa, quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in tre, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe. Il capobanda era faccia di cane, quando cantavano le pistole sentiva un suono di campane. Il secondo era muso di prugna, una ruga per ogni taglia, pieno di whisky come una spugna. Il terzo era testa di morto, un altro anno e andava in pensione, coltello lungo e cervello corto. E l'America era bella, l'America era grande, l'America era vera, con poche stelle sulla bandiera. Lo sceriffo era un tipo forte, stava perfetto sopra il cavallo, col culo grosso e le gambe storte. Coi baffi biondi e di nervi saldi, era un autentico americano, era anche meglio di Garibaldi. Lo sceriffo era un tipo saggio, come li vide entrare in paese usò la prudenza più del coraggio. Telefonò alla cavalleria che gli mandassero 100 soldati per un lavoro di pulizia. Dentro la banca faccia di cane teneva tutti sotto lo sguardo di due pistole tanto carine. Stavolta no, non li avrebbero presi, con i dollari dentro al sacco c'erano fuori cavalli accesi. E l'America aspettava, l'America guardava, l'America severa, con tante stelle sulla bandiera. Poco lontano dal villaggio, dentro le canne dei fucili, c'era nascosta la fine del viaggio. Spararono in 100 e fu uno sparo e tutti videro correre il sangue come al miracolo di San Gennaro. I tre banditi poco cattivi se ne andarono in paradiso, in fondo fu meglio che essere vivi. Per i soldati finì un po' male, presero gusto a fare la guerra e non tornarono a casa a Natale. L'uomo di legge per tutta la gloria, così com'era incollato al cavallo, si ritrovò sopra un libro di storia. Nessuno disse che alla fine approfittò della confusione, prese la borsa e tagliò il confine. E l'America